Successo di pubblico e siamo sempre a ieri sera per il concerto del trio canoro del Volo in tour a Villa Manin. Vediamo com'è andata con Giulia Magro. Oltre 5.000 spettatori giunti in gran parte da fuori regione e dall'estero hanno affollato ieri sera il parco di Villa Manina Codroipo per il grande ritorno del trio Il Volo. A 8 anni dalla loro ultima esibizione nella storica dimora dogale, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile sono tornati a incantare il pubblico con una tappa del loro World Tour 2026-2027. Accompagnati da uno straordinaria orchestra per quasi 2 ore, i tre artisti hanno attraversato oltre 15 anni di carriera, alternando i brani originali del trio, le arie liriche, le colonne sonore e i classici della canzone italiana e internazionale. Un'apertura sulle note intramontabili di O Sole Mio, Granada e Torna a Sorrento, per poi viaggiare tra le suggestive colonne sonore del cinema con Il Gladiatore e Nuovo Cinema Paradiso. Non sono mancati grandi classici della lirica come La donna è mobile fino all'intramontabile Alleluia.